450.000 prestazioni sanitarie sospese in Veneto a causa del Covid tra marzo 2020 e febbraio 2022. 2 anni difficilissimi per il sistema sanitario, che ha poi dovuto affrontare l'altrettanto complesso recupero di tutte le visite, interventi chirurgici e screening sospesi. Il recupero delle prestazioni saltate è stato avviato grazie ad un finanziamento ministeriale ad hoc di 40 milioni di euro. Con un recupero oggi complessivo rispetto alle 450.000 prestazioni che si erano accumulate tra il 2020 e l'inizio del 2022 di un recupero dell'83%. Per il recupero delle prestazioni le aziende sanitarie hanno potuto procedere attraverso il pagamento di un compenso aggiuntivo ai propri professionisti, attraverso il reclutamento di altro personale, ammesso che riuscissero a trovarlo vista la cronica carenza di medici, o ricorrendo extra budget al privato convenzionato. Recuperato l'83%, resta comunque una quota di prestazioni arretrate alle quali si aggiungono le nuove prescrizioni. Oggi noi abbiamo in sospeso circa 150.000 prestazioni specialistica, che sono quelle a 30 o a 90 giorni. Il Ministero ha stanziato un ulteriore finanziamento di 500 milioni di euro per tutte le regioni. Al Veneto dovrebbero arrivare circa altri 40 milioni. In cui metteremo in campo un altro piano per aggredire quelle che sono oggi le liste d'attesa che sono rimaste e che si stanno accumulando, e andremo anche a operare in parallelo rispetto all'appropriatezza delle prescrizioni e quindi a quella che è poi il range, che vede oggi sicuramente un aumento da parte dei prescrittori. Restano le criticità in ambito specialistico e chirurgico determinate dalla carenza di personale. I settori in maggior sofferenza sono quelli radiologico, l'oculistica e l'area ortopedica. Sono liste d'attesa che sono dettate non solo da un aumento della prescrizione, e questo lo vediamo, e quindi anche i medici prescrittori, i specialisti stanno prescrivendo molto, probabilmente anche il periodo post-Covid porta a questo, e poi sicuramente legata alla carenza di personale.